io sono microfonato, sono a posto, sono a posto. Allora, credo che adesso nel frattempo sistemeremo due sedie. Allora, intanto una cosa importante, salutiamo gli amici del Festival Mediterranea che si terrà ad Alghero dal 14 al 21 luglio, perché anche loro ragionano tra l'altro sul tema appunto del Mediterraneo, del mare e via discorrendo. Iniziamo con un'altra presentazione, sempre di un libro importante. Di un libro importante perché? Perché è un libro scritto in lingua sarda e che parla e ci racconta la Sardegna contemporanea, anzi una Sardegna distopica, ce lo racconteranno poi le due persone che adesso chiamiamo sul palco. E quindi la lingua sarda la ritroviamo applicata, se così possiamo dire, ad un linguaggio contemporaneo ed è una rarità questa da incontrare. Quindi questo è un aspetto molto importante del libro che andremo a presentare adesso. Quindi chiamo sul palco intanto Giuseppe Corongiu, che è l'autore. Prego Giuseppe, vieni. S'intelligenza di Elias è il titolo del libro che adesso ci presenterà insieme a Maria Antonietta Piga. Prego Maria Antonietta. Un aspetto molto importante, l'abbiamo detto all'inizio, il tema del festival è il mare. Ebbene, in questo romanzo c'è un racconto del mare molto bello, molto intrigante. Non è il mare di qui, voi non lo volevate dire, ma lo dico io, è il mare del Poetto, quindi è il mare di Cagliari e il mare di Quarto, ma anche questo è un trade union con questo festival, l'Isola dei Giganti. Prego, a voi la parola. Grazie. Buonasera a tutti. Grazie per l'ospitalità. Siamo contenti di essere qua a Cabras con un romanzo in lingua sarda. Io leggerò la trama del romanzo che ha scritto Giovanni Follese in un suo articolo. No, prego. Mi sentite? Si sente? Va meglio? In un articolo che ha scritto proprio parlando dell'intelligenza di Elias a fine maggio. Siamo in Sardegna, in una vicina Sardegna 2030, che si è lasciato ormai alle spalle il Covid e cerca di stare al passo della nuova rivoluzione tecnologica internazionale, quella dell'intelligenza artificiale applicata. L'uso della tecnologia comporta degli effetti notevoli nel mondo sociale e lavorativo. Droni, ologrammi, robot di servizio, applicazioni intelligenti diventano ormai dei fatti acquisiti della vita quotidiana. Lo stesso protagonista è un giornalista che lavora in una testata online, il cui blog utilizza soprattutto gli ologrammi per commentare le notizie e la cui fidanzata rischia il licenziamento dalla televisione regionale in cui lavora perché l'editore ha scoperto che utilizzando automi e programmi sviluppati di lettura artificiale può far condurre le trasmissioni risparmiando sui costi del personale. L'uso dell'automazione elettronica si fa strada in molti altri campi. Gli allevatori dell'interno dell'isola seguono le mandrie di bestiame con l'aiuto dei droni. Ma ovviamente l'innovazione non può lasciare da parte la politica regionale. Un consorzio di imprenditori molto potente, il Consorzio Venidore Esoliano, sfruttando il malcontento generato dalla crisi economica perenne e il livello basso della rappresentanza istituzionale isolana, propone in partnership con una corporazione cinese all'avanguardia di sostituire il governo autonomo e l'assemblea parlamentare dell'isola con un programma di intelligenza artificiale appositamente programmato per prendere le decisioni governative. Una cosa chiedo a Giuseppe Corongiu. Ripeto, il romanzo è scritto in sardo, quindi in questo romanzo si parla di intelligenza artificiale, di politica, di sesso, di relazioni in sardo. Perché in sardo e non in italiano? Va bene, buonasera a tutti, un ringraziamento all'organizzazione, alla fondazione, al comune di Cabras, a Maria Antonietta Piga che mi accompagna in questo lavoro e rispondo subito alla domanda. In sardo perché è una lingua di cui mi sono occupato intanto per tanto tempo, che conosco bene, è una lingua che comunque anche se diciamo è in un periodo di grande difficoltà, soprattutto per la trasmissione in famiglia, è una lingua che ha già 1000 anni di storia, una grandissima letteratura
E quindi negli ultimi anni comunque sono state avviate tante politiche che cercano di recuperarla in qualche modo e di modernizzarla, e mi sembrava quindi giunto il tempo per tentare una scommessa particolare, cioè andare un po' contro gli stereotipi e i luoghi comuni che vogliono che in questa lingua si possa parlare solo del passato, delle tradizioni, della memorialistica dei nonni, e provare con una sfida che allo stesso tempo è culturale, filologica e letteraria, a provare in qualche modo a proporre un libro che direi normale. Ogni scrittore spera di scrivere un libro speciale, ma trattandosi in lingua sarda anche un libro normale, un giallo che racconta poi alcune vicende di cui magari parleremo, poteva essere una scelta giusta. Diciamo che dalle prime reazioni, diciamo, dei sardi, del mondo culturale, dei giornali, degli appassionati, ma anche dei nuovi lettori che stiamo contattando, la risposta sembra buona, anche perché è un libro scritto in sardo, ma non è un libro per esperti, nel senso che si è tentato di scriverlo in sardo cercando di trovare il maggior numero possibile di lettori, e quindi chiunque lo può capire. Certo, bisogna conoscere un po' la lingua, perché altrimenti è difficile, però basta la conoscenza passiva. Ecco, se uno magari capisce il sardo del suo territorio un po' a orecchio, anche se non lo parla, diciamo che a livello giusto per leggere questo libro, ci tengo a sottolinearlo, perché trattando poi di fantascienza il libro ci abbiamo lavorato tanto su queste parti tecniche, e quindi pensiamo di esserci riusciti. I primi dati di vendita ci stanno dando anche ragione. L'editore Paolo Pisano della Janus, editore di Cagliari, è molto soddisfatto. Lo vorrei anche ringraziare in pubblico, perché diciamo non è semplice trovare un imprenditore che poi fa questo tipo di investimento e accetta la sfida appunto del mercato con un libro in una lingua che non è usuale. È una scommessa, tra l'altro, perché è un romanzo in lingua sarda. Vi faccio vedere anche il libro, è anche insomma piuttosto consistente, sono quasi 500 pagine, quindi mancava, bisogna dirlo, da tanto un romanzo in lingua sarda, però appunto, come ha sottolineato l'autore, è un romanzo che non parla della tradizione o comunque dei sardi come siamo abituati a vederli rappresentati nei libri che normalmente si scrivono in italiano, ma è un libro contemporaneo, che anzi in realtà, visto che parla della Sardegna del 2030, è un libro che è già proiettato nel futuro. E per introdurre, diciamo così, la storia, io vi leggo, ovviamente in sardo, la parte in cui c'è il ritrovamento di un cadavere, che poi sarà davvero veramente questo ritrovamento darà origine a tutta una serie di fatti che si concatenano. Possiamo raccontare un po' chi è il protagonista? Sì, infatti, io vi leggo prima questa e poi raccontiamo del protagonista, che non è assolutamente un commissario di polizia, non è come, insomma, come i noir ci stanno abituando in italiano, però ne parleremo dopo. Vi leggo questa parte. Sacarena desa pizzocchedda, fitimbarada su muru, composta, settia che si schina pari scomentesi calicunu le sereta settiada che in delicadesa e coidadu. Sospilo longo scastano scraro spariana bene pettenauso e sarvestes allichidias che in una camisa azula o un'upacqua friscillonada che cucuzzava bene su corpus e so scarzoneddo nigheddo scurzo senza camberas, come te usava tacu di stiu in sarmarinasa, ben istrintos in sachintoria, fissena cartolasa che in sasanca, longas e lisias chi imbargava buona parte de su passaggio, fit una femina arta, lanza, galana, zovana meda, forse de non prurde de che 8-20 annoso, belle una pippia si può narre sproso stempor de commo. Torro a narre non paria volgare, né una bagassa, ma una vizza de principali, ugaia primughettu, che in cussuccittus utile, di a dare un'idea de normalidade, de sias che in sas amicar, de scolar, di universidade, de risu, de primos amores, discoteca, salar de ballu, zeros in vettura, ma per ologrammar de spaziu, viaggio in Ryanair, mare, sole, gelauso, Instagram e TikTok, i spaziu de cussedade, in bezzese
Beh, circa proitte, sa morte, e a manera gaivea. E proitte, posca, vogliad in cui montonario cubau desazittade, in una periferia anonima, che in su traffico afforrau in pizzu desaconca, commente una colonna sonora avvea a un film che non queria bidu. Commente che la iana accabada, una pizzina gaide vinese in cui in su trucco si divisavano asinnor dei stringhidura, rebesto, su frauso, che confermavano che calicunu la ereti strangugliata, forse s'azzavogande diretto che in sarmanoso, o forse che in una vunichedda, ma fitta berucus aggangugliata, che in sa puligadi strinta, sa caglione dessa morte? Un bel dilemma. Trovano questa ragazza morta in un sottopassaggio e arriva il protagonista, Elias. Chi è Elias? Ma Elias, il protagonista si chiama Elias De Sanai, è un giornalista, diciamo, che è nato in un paese dell'interno, in Sardegna, e vive però nella capitale sarda, Cagliari. Diciamo che, insomma, non è un ragazzo proprio né fortunato né bravissimo, perché diremo che si fa il giornalista, si occupa di tanti problemi, però come si direbbe oggi è un personaggio un po' sfigato. Non è bravissimo nel suo mestiere, sbaglia gli articoli, a volte non verifica le fonti e in questo modo si è inimicato buona parte delle persone. Addirittura ha diverse querele sulla testa, denunce per danni, di cui l'ultima di un grande personaggio della cultura sarda, perché ha proprio riportato delle voci non verificate, per cui c'è una causa di diffamazione in corso. E allora, siccome non riesce più a, come dire, a gestire tutte queste difficoltà, a un certo punto si chiude in casa, si mette in malattia dal giornale, dal blog in cui lavora, e se ne sta lì in malattia per mesi e mesi, non vuole più uscire, non vuole più vedere nessuno. Tra l'altro convive con una ragazza, anche lei una giornalista un po' in difficoltà, perché l'intelligenza artificiale ormai, stiamo parlando del 2030 al 2038, si è presa un po' anche il giornalismo, nel senso che gli editori hanno capito che utilizzando degli ologrammi o dei programmi l'intelligenza artificiale possono tagliare sul costo dei giornalisti e quindi molti li licenziano, compresa la fidanzata di Elias De Sanai, per cui le cose in casa non vanno bene, insomma, litigano e lui è sempre più depresso. Un giorno però lo chiama un caporedattore del giornale e gli dice: De Sanai, guarda, si chiama Murgioni questo, De Sanai, guarda, io lo so che stai male, sei depresso, io ti voglio salvare. È stata trovata questa ragazza morta in un sottopassaggio dell'asse mediano di Cagliari, che sarebbe, per chi non lo sa, una sorta di tangenziale della città di Cagliari. Vai lì perché ci sembra che sia una bella storia giornalistica di quelle di un tempo, una ragazza bionda, bella, che sembrava ben vestita. Non è sicuramente una storia, c'è qualcosa sotto. Vai e scrivimi una storia di giornalismo di quelle dei vecchi tempi, in modo che possiamo incrementare i click del blog. E così De Sanai comincia a fare questa inchiesta. Purtroppo la trama non ve la posso svelare perché è molto importante per la leggibilità del libro, però sappiate che ci sono molti capovolgimenti di fronte, molte sorprese e sullo sfondo, come ha detto la brava presentatrice, abbiamo questo grande consorzio di imprenditori e politici che in Sardegna c'è questa compagnia cinese, poi nel libro è spiegato tutto perché cinese, che decide di fare questo esperimento mondiale per la prima volta in Sardegna, cioè sostituire il governo, la giunta regionale, il consiglio regionale con un'intelligenza artificiale, per vedere se finalmente anche il governo, almeno così, può ottenere qualche risultato migliore. Allora le due vicende ovviamente si intrecciano, vanno avanti, ci sono delle sorprese e speriamo, insomma, che i lettori si divertano, perché è il loro diritto poi, se prendono il libro, di divertirsi. Prima di fare un'altra domanda, io vi leggo chi è, sono 5 righe, che dice che cosa vuole fare questo consorzio Venidore Soliano. Un consorzio di imprenditori su Venidore Soliano, che si ha posto in cordo di isparghinare questa tecnologia in tottus'isola, sende che ha qualche accordo con industrie internazionali, mescamente cinese. Sul dirigente del consorzio sende emanazione diretta de bancas, hai andinare meda de ponere a cura, respinge
distinguiamo per imparare la tecnologia automica in cada campo sociale, politico e de traballo. Uno dei campos podia essere su desinformazione e di fatti già hanno sperimentato in sa televisione de Manuela simpreu de lettore virtuale de su telegiornale, creaus in sos algoritmos in sos elaboradores de sorcinesos e fino a simpreu de roboteddos proleghero facher intervistas, pro non narrer de sos ologrammas chi davano vita a San Novas. Pariato una cosa curiosa, vinasi spassiosa, bella da sperimentare, mancari chi, sempre reccando, in locu nostru, sa modernizzazione è sempre spericulosa, pro primu che st imposta dai voras e pro ultimu che cuba sempre fa in armalas. Tecnologia, robot, drones, ologrammas, insomma, tutta la tecnologia di questa intelligenza artificiale, di cada zenia si direbbe, no? Di ogni genere. Namuschi è proprio attuale Vinzas questa questione. Oggi ormai abbiamo i nostri telefonini e facciamo tutto, no? Però una cosa fondamentale Elias decide di farla, cioè di fare proprio un'indagine giornalistica a Santica, come facevano prima i giornalisti d'inchiesta, no? Che andavano sul posto e facendo queste sue inchieste dal vivo lui si imbatte insomma in un mondo particolare che è quello della prostituzione. Sì. E lo dico perché in questo libro si racconta molto bene anche questo mondo e si parla anche di sesso, che si direbbe, vabbè, ma il sardo? No, vabbè, il sardo è una lingua orale, poi per carità, di che cosa possiamo parlare in sardo? Possiamo parlare di pastori. La lingua orale la battuta è facile, attenzione. Possiamo parlare di pastori, di nuraghi, di tutto ciò che comunque riguarda la nostra tradizione, invece no. Giuseppe Corongiu si mette alla prova e dà prova di invece riuscire a parlare anche di argomenti, potremmo definirli scottanti, no? Ma intanto ci sono due motivazioni per questa scelta. La prima è che la letteratura sarda in genere è molto ricca, molto varia, molto bella, però diciamo che è anche un po' bigotta, è stata un po' bigotta nei secoli, negli ultimi decenni. Quindi non si è mai... gli scrittori sardi non amano dedicarsi molto all'erotismo, al sesso. C'è una sorta di... Ovviamente ci sono anche le eccezioni, non è che stiamo parlando in assoluto, è sempre relativo. Però c'è sempre stata una sorta di ritrosia, noi invece che da ragazzini abbiamo letto Henry Miller, Anais Nin, Bukowski, insomma siamo un po' andati avanti su questo fatto e dal punto di vista artistico c'era la motivazione appunto che siccome in pochi se ne erano occupati, almeno nell'ambito della letteratura di lingua sarda, c'era una prateria sterminata da poter gestire, governare, proporre e per lo scrittore quello è il massimo, quando può essere il primo su quella lingua, diciamo, per arrivare a parlare certe cose è interessante. E poi però la questione della sessualità, dell'erotismo, della sensualità mancata, ma anche del sesso un po' malato che ha questo personaggio, mi serviva proprio per, come dire, per prendere e gettare su di lui un'ombra un po' negativa, perché non volevo creare un eroe, ma piuttosto un antieroe, una persona piena di difetti, piena di, come siamo tutti noi alla fine, piena di vizi, perché anche fuma, mangia troppo, beve, è un personaggio veramente, si dedica appunto a tanti vizi non particolarmente encomiabili dal punto di vista morale, quindi è un personaggio, come ho detto prima, molto discutibile, che però si trova al centro di una vicenda molto particolare che cambierà poi il destino anche della Sardegna, come dice l'altro personaggio importante del libro, cioè Edoardo Curreli, perché ci sono due punti di vista nel libro. Il protagonista Elias de Sanay che racconta in prima persona tutte le sue vicende, e poi questo personaggio un po' misterioso che si chiama Edoardo Curreli, che è un alto ufficiale dei carabinieri, uno, diciamo, responsabile dei servizi segreti in Sardegna, sia della Repubblica che della NATO, che, come dire, inizia il racconto raccontando un po' la vicenda, dando delle anticipazioni sulla vicenda di Elias, ma anche ogni tanto interviene poi nella narrazione con delle schede informative
che servono al lettore per capire meglio poi questi grandi monologhi, questi lunghissimi monologhi di Elias de Sanay, come vanno interpretati e come vanno collocati. I due personaggi ovviamente sono speculari ma antitetici, perché così come Elias de Sanay è un personaggio debole, pieno di vizi e anche un po' negativo, Elias Currelli è il classico uomo delle forze dell'ordine, tutto d'un pezzo, difensore degli interessi della Repubblica, ma anche della Sardegna, in modo anche creativo, diciamo. Sì, infatti, ecco, in modo creativo, perché effettivamente la vicenda si snoda in modo apparentemente normale, finché non arriva il colpo di scena. Questo ed Elias de Sanay, che Giuseppe Colongi ha definito antieroe, io lo definirei invece un eroe dei nostri giorni, nel senso che è una persona normale con tutti i suoi pregi, ma anche e soprattutto i suoi difetti, che comunque ha un'intelligenza viva e un'intelligenza che gli permette anche di sopravvivere a tutte le sue vicissitudini non proprio edificanti, che alla fine diciamo che potrebbe capitare a chiunque di noi. Quindi non direi antieroe, una persona comune, una persona normale che ad un certo punto della sua vita si ritrova al centro di una siamo vicenda. tutti antieroi. Volevo anche, siccome c'è vedo che qua e là c'è qualche De Sanay in sala, qualcuno che si chiama De Sanay, volevo anche rassicurare che non è un loro parente, ecco, che quindi non si devono vergognare per le vicende di Elias de Sanay. Io però leggerei un paio di righe, proprio abbiamo parlato di sesso, no? Di una descrizione che non è sconcia, quindi ma giusto per far capire come anche la lingua sarda può affrontare certi argomenti. Susesso chi va chiavamo urfiti spantoso e meraviglioso, chi non isco si mata a tornare a capitare prus in sa vida, chi ne sa cada cosa, Issa è la sua fidanzata, la sua compagna, chi ne sa cada cosa si podia ta e fi bello, all'uvà che scan mordenoisa e a Birgonza o Ascamo. Deo vi posempera a lutto e in animu de portera, fino a sindieschi mancari si stracchesa mi podia binchere. Mi bastava ta alla baidare che in cussa zancas e brazzurfines, che in cussa stittichedda suor minore, ma provocantese, e che in cusso socros che mi vissava anderettoso e mi lasciava mortu desa galania che trasmittiana. Fitto una manera desi disizzare, desi contentare, vorte e dur che assumatessi tempusu, chi lasciava tinsaccarre un usurrunzu vittiano, chi t'accompagnava fino a Sincrasa, su pustisi, satera chi da puru, si non orbidiavamo sprempizzor de traballu o de ambar famiglias. Questa è la parte, diciamo così, più appunto forse più normale. Da fascia protetta. Da fascia protetta. Poi insomma all'interno del libro, ripeto, perché lui racconta di questa sua inchiesta giornalistica sul mondo della prostituzione, per cui insomma c'è da divertirsi anche in questo. Un'altra cosa insomma, che mi è piaciuta del libro sono le figure femminili. Perché insomma i protagonisti, sì, Elias è un uomo, Currelli è un uomo, poi c'è il padre di Elias, c'è tutto un mondo, anche il responsabile di questo consorzio venidore isoliano è un uomo di potere, è un uomo che comunque insomma, ha un carattere molto forte, molto determinato. Poi ci sono le donne. Ci sono anche le donne in questo romanzo. Ci sono le donne. Spesso mi viene chiesto in queste presentazioni qual è il tasso di personalismo, di autobiografismo oppure invece di invenzione che ci può essere all'interno. Diciamo che questa è una questione lunghissima, forse millenaria della letteratura, nel senso che sempre gli scrittori vivono questo dualismo. L'autobiografismo può essere utile determinate volte perché ovviamente una cosa che conosci bene la puoi descrivere meglio, però è anche vero che deve essere scarnificato, levato da tutte le cose di troppo interesse personale perché deve riguardare tutti, altrimenti se interessa solo a te non interessa agli altri non ti leggeranno mai. Però è anche vero d'altro canto che le cose che non conosci a volte le puoi raccontare anche in maniera diversa, anche in maniera più creativa, anche in maniera, come dire, sottolineando anche gli aspetti che neanche tu ti aspettavi. Quindi io metto in questa categoria
come dire, la capacità di raccontare dei personaggi femminili, spesso anche dal di dentro, cioè è difficilissimo entrare nel mondo complesso delle donne, anche perché, come si sa, noi uomini siamo a un gradino dell'evoluzione un po' più basso, mentre le donne sono più alte, più brave, più multitasking, noi abbiamo tanti livelli, però i personaggi femminili sono sicuramente per uno scrittore una sfida ulteriore, una sfida che porta a un esercizio di grande democrazia e di umiltà, cioè cercare di entrare in una mente molto diversa e cercare di capire come queste persone si possono muovere. Non sempre è facile, spero di esserci riuscito. Ecco. Poi un'altra cosa secondo me molto interessante del romanzo sono le descrizioni. Contare finzasa Lokoski uno siamo in Sardegna, dunque tu è la sconnottar, no? Su mare, su monte, cusso Lokoski su un solo cordessanima, no? Chi quando si contana parete chi in questo libro che lo si arviende è una descrizione bella a Beru e torniamo a sa limba, una limba che tu hai separado deve essere una limba sempre, no? De Chile, chi finza schia no è un esperto di limba sarda, si la legge sul romanzo, certo magari qualche paragola che vughiti, però su significato, su contesto, insomma, si comprende. Ecco, finza scuste una chirca particolare tua, che tu hai cominciato scrivendo esagioso in lingua sarda, sopra linguaggio amministrativo, dunque finza una lingua che non è una bella lingua, lo dobbiamo narrare. Invece, se no che tu fa che proprio un isseperu pro una lingua bella, una lingua letteraria, una lingua che può tenere leghe stottus. Beh, a volte Samantha preguntavo, ma Peppe, ma il sardo si è sceverato per scrivere questo libro? In Sardegna sempre dei varietà di questo sardo, sono dei sardo, pare che con il suo campionato del suo castello, forse sono dei argomenti più forti, ne sono più gettonati. Devo rispondere sempre, devo non più sceverato uno sardo, tenia in conca l'idea di uno sardo bello. Mi interessava questa idea di scrivere un libro in uno sardo bello, il sardo sono usciti tra questo, è uno sardo, ci tenevo in conca ad esempio, il sardo della poesia, dei cantatori, sono uno sardo elegante, galano, ci poteva essere, però questo li ha fatto sicuramente cercando di far comprendere, però, di essere facili a leggere. E dopo imparavo me da questo in descrizione dei logos, ci do in nasa. Sul romanzo poi Nadeus che sul romanzo è ambientato in Sardegna, no? Tra sa città di Castello e poi una ida desinterno, ma due da parte si meda, una parte è ambientata in Spagna, a Madrid, una parte poi in una città di cinese. Dunque questa lingua viaggia da un luogo a Sattro e mi sono spaziato meda in tanti si raccontai questa città di noi vivo, il Castello, con sapore una resa, gli autori dell'Imbasar tanto sempre non vago arretrangao, no, da vintari. E invece questo è un mondo particolare, io le conosco e contavo in maniera... Però poi sul libro poi conta da Vincenzo de Gustaida, un capitolo bello ci convido a leggere questo del spopolamento dei vidas, una questione ci non questa questione del spopolamento delle zone interne, questa classe dirigente sarda non data affrontata, se ne punti in uvago, insomma, tanti in aranta, vabbè, è normale che i vidas si debbano sbuidare, e la gente anda da mari, anda da città, però e sta succedendo come che si sbuidano in città spuro, cioè città si commenta Castello, Tattari, Quarto, funti perdendo abitanti, se tanto questo spopolamento è un luogo ci pertocca da tutta la Sardegna, forse conveniva da ci pensare prima, ecco, di arrivare a questo punto, però questa cosa mi piace da contare, da fare biara, e descrizione dei logos per uno scrittore, insomma, funti uno classico. Io potevo dire penso che questa è una cosa ottocentesca, no? Però sempre bella, in cui questo scrittore si misura proprio con sa medida della parola e del suo luogo e cerca di agattare sa sostanza spirituale del suo luogo. A volte in Sardegna ci da meta, però
poi narri questa parte di questa città di Madrid. Elias de Sanaia è ci piace da viaggiare. A Madrid è andato meta, si è rilassato e dunque in sardo potete agattare questa descrizione sul centro di Madrid. Mescamente di una piazza di Madrid in solo della stazione di Atocha ci si narra da Tirso de Molina a guardare una birreria ci fai tenendo una cerveza fresca, bella e fanti tortiglias proprio buone. Si consiglio di andare a Madrid di cercare questa birreria a Tirso de Molina. Praticamente non che uscivo, mi raccontavo Elias de Sanaia. Certo. Ma siccome praticamente siamo acabati sul tempo. Sì. Riassumendo, nel libro trovate una lingua molto molto bella, quindi la lingua sarda capace di esprimere tutto, dalla tecnologia all'amore, al paesaggio, alle descrizioni che accompagna questi personaggi. Troverete anche una Sardegna tra l'attuale e la proiezione verso il futuro, la politica, davvero tantissimi temi che ne vale davvero la pena, cioè sono quasi 500 pagine, però ne vale la pena. E in più, infatti, per chi fosse interessato c'è anche il libro da vendere, l'autore sarà anche disponibile a firmare le copie. Sarà contento l'editore. E io chiuderei con una breve lettura, proprio quasi la fine, perché dopo... Si scaresce su una cosa, però. De Talos. Sì, a Salestra lo dobbiamo narrare, è vero. Che l'automazione non è una cosa moderna, ma esisteva già nell'antichità, col mito di Talos. Che una volta mantinavo, ma non è una cosa troppo attrifia, scrivere in Sardegna, in sardo, di automazione e del robot. Castiga è già successo, ma a me da tempo sfadi. È una cosa che non è un segreto e non è misteriosa, è tutto pubblicato. Teneus autores de gregos anticus, Zenobio, Pausani, insomma, ci contano a su conto di questo automa de bronzo, ci si narra da Talos, o Talos, io so del pennarri, ci tenia da su compito, fu in Sisola de Creta, fu un automa de bronzo bello fatto da Efesto, no? Del vulcano, tenia da questo compito, io deppia pattugliare Sisola de Creta, che deppia da difendere Sisola dei pirata sardos. Lui ha scritto proprio gas in sfondo, i pirati sardi. Che già narra fonti pirata, sai, io adesso scrivere un altro romanzo, questa idea dei sardos, in sardo si danno i bardaneri, sì, no? Questi bardaneri sardos, no. Però esiste già in antichità di questa cosa. E io su come te fai, da fu di un automa de bronzo, si inciscudia da su fuoco, si incravicava, si arroventava tutto spittorrosa de bronzo, poi c'è questo disperato de pirata a sardo, si sono passata a su petto, si è bruciata, e fai anta finta di questo riso, come te moria da questo riso, è un'altra teoria per spiegare il riso sardonico, no? E dunque osato pensare che in questo tempo, in Grecia antica, già che l'incuno ha posto in pari l'idea della Sardegna e l'idea della robotica. Dunque si poteva che non si inventava proprio nulla, non è una cosa quasi fantascientifica, ma forse è classica. E tanto dobbiamo stancare. Sì. Salutiamo a Pustisi. In pacca sparago, l'argai commenta a prenetà curreli, Fippo diventando un personaggio vamau, un guru, un eroe, un guerrieri che nemon deponia prusi in cancalleusa vama. Mi queriano intendere e negoziare in tottube, ma abbi crediese, sa cara mea, siat in cada TG o giornale in tutto su pianeta, sa rete sociale il film prenner de su conto meu che immagines e paragolar measa in cada corrazzo de su mundu bortadas in cada limba. Mi mutiana fa che sconferenzias in tottube, finas in saula de sonu e in su parlamenti inglesi. Cose ma cosa ia connotto a su re d'Inghilterra e fino a su Dalai Lama. Questo è Stelias. Che Elisabetta è morta nel 2030. Siamo su 2030. E dunque siamo accabato. Il tempo è stato accabato. Se avete curiosità, comprate il libro e leggetelo. Grazie.